Il vero friulano si parla solo a San Daniele. Pordenone, ma mica fa parte del Friuli. Sono stato in visita in Friuli, bellissima Trieste. Vonde, cumò, vonde. Prima che mi facete svenire un col, ci rindi dracciare la situazione e io digni siete rols più comuns sul Friul e sul Furlan. 1. La paraula mandi al deriva dal latin mane in deo. Una vecchia teoria sulla divenienza da parole più famose delle lingue furlane dice che veniva resa espressione latine mane in deo o mane deo, che vuole di resta con Dio. Neanche per il sud. Mandi è il scurtamento dal saluto Marco Mandi, venga stai, mi raccomandi. Un augurio di restare in salute che può inchiattare già in una poesia dal 500. 2. L'uccelta bandiera dal Friul è un variul. Un c'è? Variul è la parola furlane per di grifone. Tairalliche, i variui, a fare riferimento a bestie mitologiche, miege aquile e miege leoni. Sulla nostra bandiera vin une aquile. Lo prova il fatto che i patriarchi adopravano une aquile già tas monete dal 1200. Ma in Friul fai bastians contraris alle un passettin, si sa. 3. Il ver furlan alle chel di San Daniele. Qual è la variante più vera e più giusta delle lingue furlane? Nessune, o miglior, tutte scherze che ci chiacchiari. Il furlan scritto invece lo hanno deciduto i letterati furlans qualche secolo in da uno, che appanta riferimento alle varianti che ci chiacchieravano dal Friul centrale. Un po', per capisci, come il florentin per l'italiano standard. 4. Il Friul è la ex provincia di Udine. Quest a mi mande furpul chiaf. Il Friul è una regione che esiste di più di 1000 anni e che ha pendenti non come l'ex provincia di Udine, ma anche tutte che di Gorizia e tutte che di Pordenone. E anche la zona di Puart, Gue sotto Vignese. 5. La bandiera della regione è la bandiera del Friul. Anche chi mi fumi las voreles. La bandiera della regione Friuli Vignese Giulie è queste. È dal 1967 e a mostre une aquile, che rappresenta Rome, e che chiappe con le sgrifes une corone di toratis, che rappresenta Aquilee. La bandiera del Friul, invece, è la settima più antica d'Europa, si doprave già dal 300, e mostra une aquile d'aur con le suole sviertes e le sgrifes rosses, sunt un fons celeste. 6. Il Furlan è materia di studi di poco tempo. Già dal 300, in ordine cividata facevano esercizi di traduzione dal latino al furlan, ma venendo più idonee, dal Friuli orientale via per 600 per far predi si veve di fare un corso di furlan e anche dal vocente si doprave tante lingue veicolari da scuole popolari. Arrivare all'Italia le sparei tutto. Furché dal biennio 1924-1925, qua anche a scuole si insegnava il furlan con tanti libri di testo. 7. Cormons, Coglians e Viendenant. Occhio ai accents. Sorredù la televisione non sa usata a sentire la pronuncia falade di cercognuns e nons di lux furlans. Pensai a Cormons e Coglians che ogni dì diventino Cormons e Coglians. Han fatto la stessa fin anche tanti cognoms furlans, tanto Valent è diventato Valent, Orzan è diventato Orzan, o il cognome più comune dai triestins, Furlan, è diventato Furlan. E noi voi neanche di chiacchierà dai foresca disin Friuli. E ascoltate, Furlans e Furlans. Io dini fra cá il polear che sotto e scrivici al canale per piacere. Mandi!